Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute. Ecco Renato, buongiorno. Allora sono Ciao. stata negli orti di Lusia e ho trovato questi due Si vede pomodori. che sei ben accaldata, Sì. ma io ti avevo visto dalla finestra che stavi raccogliendo il pomodoro, per cui ho già cominciato a preparare la mozzarella per farti la caprese. Oh, che bravo Renato. Allora, ho colto questi due pomodori, mi sembrano diversi l'uno dall'altro. Credo sì, ma se hai fatto caso anche le piante erano diverse, sai. È vero. Devi imparare, quindi vedi, sono due varietà diverse di pomodoro. Questo è quello che si chiama il cuor di bue. Cuor di Fatto bue, anche un sì, po' è vero, come un cuore, ricordo vedi un che po' lo la ricordo. forma del cuore. Sì, in forma del cuore, ed è un pomodoro che sta andando per la maggiore in questi anni, che è un pomodoro che ha una buona sapidità, Sì. una buona mineralità. Mentre questo? Questo è il pomodoro classico, anzi vorrei dire che questo è il pomodoro Marmande, che è un pomodoro antico, è un po' di tempo che lo facciamo ed è secondo me il pomodoro più buono, soprattutto per fare questo tipo di piatto che è la caprese, perché è un pomodoro che dentro ha poca acqua di vegetazione, quindi un pomodoro piuttosto asciutto che bene si appresta ad essere composto assieme alla mozzarella che non gocciola più di tanto acqua. Bene, allora andiamo. Adesso sai cosa tu fai? Adesso allora scegliamo da questo cestino scegliamo i pomodori che sono più adatti per fare la caprese. Quindi questo è un pomodoro adatto, basta tirargli via. Questo è un po' meno adatto perché vedi sarà fatica poterlo tagliare bene a fette questo. Questo è un cuor di bue, vediamo un po'. Questo è un pomodoro che va benissimo, questo è un pomodoro che va bene, questo è un pomodoro che va bene. Questo è il pomodoro ideale, vedi? Questo è il pomodoro proprio giusto, vedi che ha poco residuo florale, dove c'era il fiore attaccato. È l'ombelico del pomodoro, è l'ombelico del pomodoro, vedi? Questo è un bel ombelico. Ecco, adesso questi me li lavi, vai al lavello e me li lavi. Io nel frattempo continuo a tagliare per fare la caprese. Oh, li hai lavati bene, vero? Sì, spero di sì. bene. Anche perché non è difficile lavare un No, pomodoro, infatti. basta soltanto sciacquarlo, gli va via quel po' di sabbia Certo. che gli è rimasta attaccata. Adesso noi dobbiamo affettarlo, Sì. cercando di affettarlo bene. Allora abbiamo questa cosa, vedi che non sarà certo buona da mangiare, quindi cominciamo a tirargli via quello che è il residuo del picciolo. Guarda un poco. Questo invece, l'ombelico, sì, quindi cerchiamo di non scartare molto, tiriamo via soltanto un pezzettino, può essere mangiato anche quello lì, sai, ma quest'oggi voglio farti una cosa anche bella da vedere, quindi deve essere tutto bello come te. Grazie Renato. Ok, quindi Tagliamo il nostro pomodoro a fette, cercando di essere sottili ma attenti che non si rompano, perché poi altrimenti è rovinata la fetta. Ecco. Adesso questo pomodoro che abbiamo tagliato cerchiamo di metterlo in un piatto a gocciolare un po'. Allora, per aiutare il gocciolamento del pomodoro, sai cosa facciamo? che facciamo? Tu gli metti sopra un po' di sale grosso, un po' di sale, grosso. 2, 3, sopra ad ogni, ecco, manca meno, continuiamo a tagliare, e tu li distendi sopra il piatto e ci metti sopra alcuni grani di sale grosso. Quindi in questo modo si asciuga il pomodoro, perde l'acqua. Diciamo che il sale aiuta il pomodoro a perdere l'acqua. Ti preparo anche un altro piattino. Adesso vedi, questo è un pomodoro un po' verde, c'è chi piace più verde, c'è chi piace più rosso. Diciamo che il pomodoro più nutriente è quello più rosso, perché si è maturato sulla pianta. Però i gusti sono gusti, a chi piace la tendenza più acida preferisce il pomodoro più verde. Io lo preferisco un po' più rosso, questo mi piace di più. E allora tagliamone un altro che sia ben rosso, eccolo qua. Guarda che bello che è questo. Quindi qui, adesso questo utilizziamo anche qua, vedi, perché chiaramente c'è ben poco da scartare, quindi utilizziamo il tutto. Ecco fatto. Adesso
è passato un po' di tempo, il pomodoro ha assorbito un po' d'acqua, cerchiamo di togliere il sale in eccesso che c'era ancora qua dentro. Qualcosa qua, sai cosa ne facciamo di questi qua anziché buttarli via? Ce li mettiamo qua perché ci fanno da supporto in modo da tenere il pomodoro. Allora, un attimo, ci facciamo una fettina, il sale quindi c'è già, ci mettiamo una fettina di pomodoro, una fettina di mozzarella, una fettina di pomodoro sgocciolato dal sale, una fettina di mozzarella. Qua, di nuovo il pomodoro. Ecco, però possiamo anche arricchirlo di più. Allora, qua abbiamo delle foglioline di basilico e quindi ogni tanto ci infiliamo una fogliolina di basilico, vedi? Che non è soltanto bello, ma soprattutto ti dà quel profumo che è gradevolissimo, che è un profumo completamente estivo. Ma se poi vuoi anche cambiare, oltre al basilico, che è indubbiamente quello più adatto, se lo facciamo assaggiare qualcosa, continua, sono io che ho saltato il mio piatto. Cerchiamo di tenerlo un po' in piedi. Ci mettiamo anche delle foglioline di menta piperita. Anche menta piperita. Non ho mai provato con la caprese la menta piperita. E adesso lo senti e poi... Ecco fatto. E così si può continuare all'infinito e puoi fare un lungo da fare il Guinness dei primati. Ok. Il sale l'abbiamo già messo, lì non serve il pepe, serve soltanto, L'olio. condire alla fine con del buon olio. È un piatto veloce, un piatto estivo, un piatto completo anche da un punto di vista nutrizionale. Bene, grazie Renato e alla prossima. Grazie a te e ti aspetto con ansia. Volentieri, tornerò. Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute.